Ciao a tutti, Virus 101, il Veneto Cosmico è tornato ai comandi. Oggi sabato pomeriggio ci divertiamo un attimino, andiamo un po' avanti con questa missioncina, andiamo a vedere cosa che troviamo in giro. E come potete già vedere dall'HUD qui stiamo puntando un oggetto astronomico un po' strano rispetto alla puntata precedente, quindi ricapitoliamo un attimo velocemente. Siamo nella nebulosa Running Man dell'uomo che corre, siamo sempre qua intorno. Infatti questo è, diciamo, un piccolo secondo sottoepisodio dedicato a questa nebulosa che niente, andrà a completare un attimo l'esplorazione della stessa. E oggi cosa tratteremo? Tratteremo un po' di esplorazione qua intorno e il viaggetto fino alla destinazione poi della missione, che è la nebulosa di Barnard. E niente, adesso ero qui che svolazzavo un attimo, ho trovato questa stella un po' particolare, quindi ho deciso di avviare il video da qui. E quindi, se non sbaglio, vista la distanza, è una bella stella di neutroni. Come potete già vedere, il doppio cono uscire a destra e a sinistra viene anche segnato ovviamente qui sulla mappa. Già adesso cominciamo a vedere l'emissione proprio di questa stella, insomma, stelle di neutroni aggiunte recentemente dentro Elite. Con l'ultima espansione hanno deciso di mettere un po' di carne al fuoco all'interno del gioco. Stelle di neutroni che si possono, come si suol dire, cavalcare, quindi si può entrare in uno dei due coni energetici che vedete qui, si iperpotenzia l'FSD e si va ad ottenere un jump range decisamente elevato. Ci proviamo? Vediamo. Un'operazione abbastanza rischiosa perché ovviamente può portare al disastro, nel senso che se non la fate bene la vostra nave può subire danneggiamenti vari e quindi insomma non è bello. Intanto un saluto a tutti gli spettatori che ci stanno seguendo in questo momento, un saluto a chi si è iscritto al canale di recente, un saluto ovviamente a tutti i nostri sostenitori e chi ci segue da sempre. E adesso andiamo a procedere e vediamo di non avvicinarci neanche troppo a questa matassa di energia super densa e complessa e compressa, espulsa da quel puntolino lì. Ok, vediamo di fare un attimo attenzione a quello che facciamo. Andiamo, potenza i sistemi e i motori. Adesso entreremo un po' nella coda di emissione di questa stella. Come dicevo, fate attenzione bene alle velocità, non entrate troppo velocemente, neanche troppo lentamente, insomma, poi vi deciderete voi. Eccolo qua, come vedete cominciamo a dover rollare nella coda energetica. Eccolo qua, adesso abbiamo super caricato l'FSD, possiamo dare un peletto di manetta, girare alla larga dall'astronave. Abbiamo, come avete potuto vedere in questo momento, abbiamo eseguito con successo la manovra di supercharge, di overcharge, super drive, chiamatelo come che ve pare, del nostro FSD. Andiamo a vedere cosa vuol dire questa cosa nelle nostre funzioni. Come vedete adesso abbiamo ottenuto un jump range effettivo di 172.16 light years su 186.60 massimi che potremo raggiungere con l'outfitting corrente. Se qualcuno sta seguendo lo stream, lo prego di dare un po' di feedback su come si vede / si sente, perché vedo YouTube che mi segna in giallo, quindi così. Nessun problema, scrivete pure in chat, tanto la chat la seguiamo e la leggiamo. Bene, adesso possiamo anche fare un bel saltino con l'FSD super caricato grazie alla stella di neutroni che abbiamo appena trovato. Come lo vedete, la nostra bella Neutron Star. Era da un po' che ne stavo cercando una, così appunto anche da mostrare effettivamente in video cosa succede quando se ne incontra una e che cosa possiamo anche farci. Se siamo bravi, in questo caso ci è anche andato abbastanza bene,
bene, possiamo fare tutto senza danneggiare quasi niente. Dico quasi niente perché come vedete l'FSD ha subito un 1% di danni, ma noi siamo fighi, belli e fotomodelli, quindi cosa possiamo fare? Così, insomma, finalmente lo testiamo. Andiamo a riparare il nostro FSD. E potremo ulteriormente potenziarlo, con un po' di vanadio e di germanio potremo ottenere un altro 25%, con un potenziamento ulteriore un altro 50%, quindi come potete vedere con stella di neutroni e sintesi e una bella iniezione nell'FSD possiamo arrivare anche a un onorabile 400 quasi circa light years di salto unico. È tanto, è tanto, però purtroppo non possiamo fare un premium jump perché ci manca il niobio e lo Ethereum, quindi non ci interessa sinceramente in questo momento, però possiamo tranquillamente... Cosa è successo? No, non ditemi che avrei... Non male. Allora, riattiviamo l'AFMU. Ho fatto una boiata io, forse. Andiamo a riparare l'FSD. Ok. Scusate, sono stato stupido io. Avrei dovuto droppare e quindi riparare. Ah, vabbè, ok, scusate, l'AFMU. No. Andiamo a riparare un po' i danni che abbiamo fatto. Sì, diciamo che non era proprio strettamente necessario fare questa operazione, ma vabbè. Come vedete, l'auto field maintenance unit sta andando giù come colpi. Diciamo che potevo anche evitare. Beh, life support assolutamente subito. Eccolo qui. Adesso l'ho disabilitato, adesso dovrebbe riabilitarlo. Riattiviamo un attimo tutto quello che abbiamo disabilitato per le riparazioni. Ok. Ok. Ovviamente il power plant non lo possiamo riparare perché se lo spegniamo non si può. Ok, il nostro bel overcharged power plant. Vabbè, allora continuiamo con le riparazioni un attimo. Ok. Ok, riattiviamo tutto, energie ne abbiamo a strafottere. Ok, abbiamo usato un po' di colpi dell'AFMU ed evviva. Eccolo qua, come vedete possiamo anche ricaricare l'autofill maintenance unit. Ci serve nickel, zinco, cromio e vanadium, insomma robe non troppo, a parte lo zinco, non troppo difficili da trovare. Quindi 4 refill, andiamo a fare il refill. Eccoci qua. Perfetto, e qua siamo a posto. Ok, così abbiamo visto come ci si riusciamo a danneggiare facilmente in fasi esplorative e come poi andiamo a ripararci a fronte di danni subiti, eccetera, eccetera. I danni me li sono fatti assolutamente da solo per un errore proprio mio personale, ma può capitare, può capitare. Allora adesso andiamo a vedere il prossimo sistemino dentro questa stellina. Ok, andiamo un po' di potenza ai motori, allineiamoci con l'uscita e partiamo. E vado a controllare un attimo anche l'FSD che jump range mi dà. Vediamo.
Vediamo come siamo messi qua dopo quella boiata che abbiamo fatto prima. Perfetto, quindi possiamo ancora fare un saltone enorme. Dove andiamo? Boh, ditemi voi. Qua ne abbiamo di roba da esplorare qua intorno, ma proprio tanta. Ok, ricordo che la nostra destinazione è Barnard Loop e con l'FSD di adesso 82, visto che dobbiamo andare verso di là, potremo fare un jump da 142 light years, giusto per farvi un attimo un'idea della distanza da qui a qui. Potremmo farlo tranquillamente, quindi scavalcheremmo anche il waypoint di Barnard Loop, quindi potremmo con l'FSD di adesso, super caricato, guarda, perfetto, arrivare direttamente a Barnard Loop. Tanto è un jump di soli per modo di dire 113.60 light years, che normalmente ci metterei circa 3 jump a farlo. Adesso potrei farlo in un unico jump. E che dire, quindi, allora, visto che possiamo andare qua in un unico jump, io completerei l'esplorazione chiamiamola, di questa nebulosa, perché insomma non è che ho trovato molto da vedere qua intorno. Quindi completerei l'esplorazione di questo sistema attuale dove siamo ora in questo momento, quindi dopo la stella di neutroni scoperta, dopo il pianetoide qua, come vedete abbiamo altri pianetuccoli e lunette varie, e quindi andiamo a esplorare questi sistemini qui. Finita l'esplorazione di questi sistemi, sono anche abbastanza vicini, sì, vedete 320, ma perché sono dal punto d'arrivo di 320 passa light second, 320.000 passa light second, li ho già fatti, ve li ho risparmiati dal video, quindi prego a tutti e bene così. E nel frattempo salutiamo anche Professor Gaming. E allora, prima dei saluti facciamo un attimo mente locale. Come dicevo, andiamo verso questo pianeta con gli anelli, andiamo dopo a fare la scansione di tutti i sistemi successivi. Questa è la missioncina che ci riserviamo oggi, quindi come vedete stavamo già dirigendoci verso lì, 1400 light second, qualche minuto e arriveremo. E nel frattempo, ok, adesso che abbiamo un po' di tempo, e saluto Professor Gaming che ci saluta ovviamente nella chat dal vivo, quindi ciao Professor, Herr Professor, fa sempre piacere appunto ricevere saluti mentre siamo in live streaming. E sì, come dicevo prima, se vedete che lo stream non è molto stabile, nel caso fatemi sapere che continuo a regolare un attimo i vari parametri. Ho già regolato parametro di risoluzione per avere una qualità migliore a fronte del bitrate massimo che posso permettermi, perché purtroppo è un limite tecnico del nostro ISP. Non farò nomi perché preferisco evitare di fare nomi riguardo al fornitore della nostra connettività, perché non è giusto fare pubblicità a chi non dà servizi, e insomma non è neanche giusto parlarne male, quindi così, sono una battaglia che sto portando avanti da diverso tempo, e visto anche la zona è un po' problematica, purtroppo è già tanto che riusciamo a tenere vivo uno streaming con questo livello qualitativo. Se dipendesse esclusivamente da me, andrei in streaming in Super HD, Full HD, 4K, ma si sa, purtroppo non si può avere tutto nella vita, quindi insomma, intanto ci accontentiamo così. Appena riusciremo a sistemare un attimo la banda di upload, perché appunto spero di riuscire a ottenere una banda di upload superiore, e nel momento in cui questa cosa succederà potrò trasmettere anche insomma video con risoluzioni più alte. Allora, nel frattempo, mentre chiacchieriamo di boiate, eccoci qua, arriviamo qui, andiamo ad esplorarci un attimo tutto questo pianetoide e tutte le sue stracazzo di lunette. Scusate ogni tanto il linguaggio parte per aria, ma non penso che nessuno si scandalizzerà per un cazzo così detto così dal vivo, così dal nulla. Vabbè, bene, riprendiamo la scansione di sti sassi, vediamo cosa che troviamo.
troviamo qualcosina interessante. Tra l'altro, esplorando anche i pianetoidi nelle puntate precedenti, mi è capitato finalmente, dopo tanta ricerca, ok, qui questo l'ha scansionato, passiamo a quello successivo. Dicevo, mi è capitato di trovare finalmente un po' di arsenico, 10 unità recuperate, che non è male e ci serviranno molto quando torneremo indietro, a patto che ovviamente poi la mia vita in Elite proceda. Perché? Perché come dicevo anche lì, insomma, sinceramente è un gioco che mi ha un po' stancato per vari motivi, insomma, poi li ho elencati ampiamente nei video precedenti. E stavo guardando per il giochino che si chiama Dual Universe, è molto interessante, che ci dà la possibilità di fare molte cose, e tra le quali anche molti video ignoranti. E divertirci, insomma, anche andando in streaming, potendo così, insomma, pubblicare delle avventure un po' più interessanti di Elite, perché Elite è tanto bello, 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 però a un certo punto, insomma, a livello anche mio personale di gioco, produzione video, tutto quello che ci va dietro, insomma, dopo un po' diventa un po' monotono. Ok, intanto qui noi continuiamo a scansionare lune e lunette, pianeti, planetucoli. Andiamo a vedere nella system map cosa abbiamo ottenuto come dati planetari. Ok, questo, eccolo qua, 5% di zinco. Questo pianeta potrebbe essere atterrabile. 5.6 addirittura anche di più. Adesso stiamo cercando un po' di zinco perché ci servirà. Ok, quindi il terzo lì è buono. Ok, ci mancano i prossimi. Andiamo a scansionare i prossimi. Dov'è questo qua? Ok, sì, dovremmo essere in raggio appunto per poterli scaricare tutto. Il professor ci annuncia la sua attesa di Elite su PlayStation 4. Sì, guarda, all'inizio è difficile staccarsi perché comunque ci sono milionate di cose da fare e c'è un attimo la scimmia per comprare l'astronave nuova, quindi dai, facciamo fiade skate, andiamo torse a macchinetta nuova, per carità, è vero. Purtroppo io ti parlo per la mia ovviamente esperienza, dopo ognuno gioca e si diverte, ci sono persone che giocano a giochi che a me sinceramente non piacciono, ma neanche se mi pagate ci giocherei, però alla fine ognuno ha i suoi gusti e le sue preferenze. Io per mia esperienza, per tempo anche che ho a disposizione, ho deciso un attimo questa cosa. Elite, bello bello, interessante, ci si può giocare benissimo anche con gli amici. Adesso sta per uscire il multicrew, quindi potete farvi il vostro avatar, potete caricare un amico. Un segnale che dicevo, potete caricare un amico e andare a svolazzarvela con un'unica astronave tutti e due. Potete fare tante cose davvero. Il problema è che sulla lunga distanza tutto quello che potete fare si riduce sempre alle solite operazioni molto meccaniche, tipo quella che sto facendo adesso, esplora, droppa e via discorrendo, che portano via parecchio tempo. E chi purtroppo come me il tempo è molto al tempo contato, quindi anche poi per poter fare video, streaming, pubblicare anche un'avventura relativa a un personaggio, magari ce la si gioca anche tutti assieme, anche chi segue in chat poi lo stream e tutto il resto. Insomma, dicevo che in questi casi qui, insomma, Elite purtroppo sulla lunga distanza risulta essere un po' noioso, tutto lì. Ecco, dopo ovviamente tante volte cos'è? Aspetta, abbiamo trovato un segnale, andiamo a identificare questo segnale, non lo traccia come nemico, quindi qui small survey data cache. Qui ci sono, abbiamo appena trovato dei dati di questionari. Andiamo a recuperarli. Qui vedo un'astronave esplosa, quindi qua è successo qualcosa. Vediamo dai rottami se riusciamo a capire che tipo di nave era. A volte dalle carcasse
delle astronavi si riesce a capire. Accendiamo un attimo le luci. Il muso sembra quello di un Hadder o similare. Un'astronavina abbastanza piccola. Sembra, poi ovviamente se qualcuno ha l'occhio un po' più esperto di me potrebbe riconoscere un'altra astronave, almeno da quel pezzo lì si capisce ciò. Vediamo un attimo, qua ce n'è un altro, vediamo se... Questo è un Eagle, indubbiamente, non c'è nessun dubbio. Vabbè, qui qualcuno si è sparato e si sono fatti saltare per aria. Va bene, dai, adesso andiamo a vedere cosa abbiamo recuperato. Ok, il cargo quasi pieno, come dicevo anche nei video precedenti, anche quando andate in esplorazione avere un po' di cargo è sempre utile perché come vedete non potete mai sapere cosa troverete. E un altro carico stolen, non capirò mai perché il gioco segna come stolen questi cargo sparsi nel nulla del nulla del nulla, però ce lo segna come stolen. Quindi molto probabilmente dopo lo dropperò nel nulla. Ok. Sì. Nel frattempo avviciniamoci al prossimo planetoide, così andiamo a vedere un attimo cosa contiene. E bene, 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 bene. Eccoci qua. Come anche per esempio, appunto, tornando in discorso, l'avevo già affrontato anche precedentemente, lo riprendo un attimo adesso, visto che parlavamo dei tempi di gioco, e non abbiamo a disposizione dei sensori più potenti. Cioè, per esempio anche tutti i planetari scanner e tutto il resto mi danno sì la possibilità di fare l'operazione che vedete in questo momento, ma non mi danno la possibilità di aumentare il raggio di intercettazione. Con l'ultimo release sembra che abbiano cambiato tutta la gestione degli angoli, quindi adesso vedo che devo proprio puntare bene il bersaglio per poter fare la scansione. Non ho provato altri scanner perché l'update è uscito che ero già in missione e quindi niente, proveremo magari un giorno. Ok, allora, visto che ci siamo, ok, il prossimo sistema è a 1000 rotti light years, andiamo alla prossima destinazione. Non dovrebbe mancare moltissimo per il completamento della scansione del sistema. Dovremmo avere, eccoli qua, questi più questi e poi siamo a posto. Sì. Sì, dai, diciamo che un quarto d'ora, se siamo bravi e veloci e non ci perdiamo in chiacchiere o in segnali spuri trovati in giro. Diamo un attimo un'acceleratina, andiamo avanti. Eccolo qua. Sì, assolutamente, prof, assolutamente. Era una delle mie idee farmi proprio tutto il raggio della galassia per fuori. Il problema è che mi servirebbe un bel anaconda per fare una cosa del genere, perché l'ASP va benissimo, solo che ha poco spazio. Con l'anaconda potrei caricare due FMU, due Scarab e tanta roba in più che ovviamente può essere utile. Allora lì si prende, si fa la scansione proprio di tutti i sistemi, si fa il giro per la parte, chiamiamolo l'orlo esterno, per citare anche un po' di film famosi comunque. E sì, è bello andare in Deep Space Exploration, nulla da dire, però serve ovviamente una nave equipaggiata. L'ASP, come dicevo, va benissimo, si può andare anche in Deep Space con l'ASP, però sinceramente dal canto mio preferirei poter attrezzare un'Anaconda. Il problema è che il costo dell'Anaconda praticamente è pari a tutti i soldi che ho tirato su fino adesso, quindi dovrei mettermi, come si suol dire in gergo tecnico, mi dovrei mettere a farmar soldi a bestia per potermi permettere di fare una cosa del genere. Detto come diciamo qua da noi, dovrei fare un sacco di skei, sinceramente non ho tempo.
non ho il tempo, non ho il tempo. Quindi mi piacerebbe, e comunque, giusto per rientrare in gioco, in argomento, non è detto che poi questa cosa non verrà fatta. Molto probabilmente avvierò un progetto video differente dallo streaming in tempo reale, ma farò dei videolog dallo spazio profondo, quindi magari butterò su anche una paginetta su Google Plus o una paginetta web, insomma, vediamo un attimo come organizzerò la cosa. Però il discorso di fare appunto i videolog dallo spazio assolutamente distante è un prossimo progetto per Elite, sarà l'unica cosa che appunto poi mi terrà in gioco, quello o eventualmente qualche partita in gruppo con amici o similari. Però capite anche voi che le due cose non vanno a braccetto, cioè o vado in deep space o gioco con gli amici. Purtroppo Elite non consente di fare le due cose. Non hanno mai messo per esempio un dispositivo che consente di fare un jump assurdo, ok, che è valido solo per il momento per raggiungere degli amici, giocare con loro, poi tornare indietro. Questa cosa non c'è e non esiste, quindi è un po' problematica la cosa, o si va da una parte o si va dall'altra, non c'è una via di mezzo, quindi là. L'idea sinceramente di andare in Deep Space Exploration, quindi parliamo di 50-100.000 light years di distanza dai sistemi popolati da Sol o dal mio sistema base a Rock Anchor, in Decker Base e via discorrendo, quello che sia, e molto probabilmente sarà fatta anche proprio così, quindi dei videolog che verranno sparati così. Si può trovare anche il TechNet, un elemento artificiale quindi che ci fa su quei pianeti. Ecco qui. Infatti viene sollevata una bella domanda appunto riguardo appunto a questi elementi artificiali trovabili su pianeti, e appunto se sono artificiali come fanno a essere lì, giustamente. E giusto per puntualizzare un attimo, questo fa anche parte un attimo delle incoerenze di questo gioco. Ovviamente come tutti i giochi ha degli errori, e tante volte sono dei bug di programmazione, a volte sono proprio errori, chiamiamoli logici, di logica proprio. Un altro errore, come anche avevo evidenziato sui video precedenti, è come cacchio fa la mia nave a sapere che un pianeta è stato scoperto da un pilota precedentemente arrivato nel sistema, se all'interno del computer della nave non ci sono i dati stellari. Io i dati stellari li recupero nel momento in cui arrivo lì, come dicevo, che hanno messo la bandierina sul sole e hanno detto ok, ci sono passato prima io. No, non c'è un nav beacon per esempio che mi dice ok, qui è già passato questo tizio e ha scoperto queste cose. Quindi ci sono parecchie, diciamo, io non saprei neanche come definirle, ipocrisie, chiamiamole così, illogicità, illogicità, sì, può essere un termine buono. Ci sono parecchie illogicità anche in questo gioco, ma ovviamente tutti i giochi le hanno, quindi non si può pretendere che cosa. Quello che trovo ancora più assurdo è il fatto che un ingegnere non possa per esempio costruire quello che sono questi invece. Eccoli qua: Basic Conductor, Biotech Conductors, Chemical Distillery, Chemical Processors, Conductive Ceramics, Conductive Components. Questi qua sono tutti segnati come Manufactured. L'unico modo che avete per recuperarli è spaccare altre navi, ne avevamo già parlato. Anche qui un ingegnere non le può costruire? Siamo in una galassia sterminata, si costruiscono astronavi che fanno salti iperspaziali e tutto il resto, e non possono costruirmi una vite? Anche questo si ritorna su tutte le varie illogicità di questo gioco e tutte quelle, insomma, cose che io da giocatore mi sarei aspettato di trovare nei vari update di questo gioco, non sinceramente gli avatar, come dicevo anche in precedenza. Quindi secondo me c'è un gran lavoro da fare dietro la gestione dei materiali, dei dati, dei materiali costruiti, degli ingegneri e tutto il resto, piuttosto che non il multicrew e gli avatar personalizzati, come anche va ribilanciato secondo me assolutamente tutto il sistema di reward.
Esatto, dicevo, dovrebbe essere ribilanciato tutto il sistema di ricompense delle missioni e tutto il resto, perché sinceramente a mio avviso è tutto completamente assurdo e totalmente sbilanciato. Adesso un po' che non arrivo su una stazione, quindi è difficile per me capire se hanno già sistemato qualcosa o ribilanciato il discorso delle missioni. Insomma, comunque, quando magari mi capiterà di tornare indietro ci andrò. Riguardo gli ingegneri, come appunto ci fa presente Professor, collegato con noi in questo momento, allora gli ingegneri sì, guarda, se devi fare qualcosa lavora bene nel senso di vado a ingegnerizzare la nave, perché? Perché una nave ingegnerizzata è una nave figa, una nave stock ormai allo stato attuale del gioco è una nave con cui sì, puoi giocare, ma sentirai la mancanza di tante cose. Per esempio il potenziamento dell'FSD secondo me è assolutamente primario da fare, potenziamento del power generator, quindi sì, di quello che ti genera l'elettricità nella nave, soprattutto se magari vuoi andare a usare un Vulture o similare. E dopo vabbè, inara.cz, sito ottimo, vai lì e ti fai un attimo idea. Attenzione che ovviamente i dati siano aggiornati, perché tante volte sui siti online i dati non sono molto aggiornati. Che dire, ecco qua. Io fortunatamente sono riuscito a potenziare due multicannon anche con i proiettili esplosivi, e ti dico, due multicannon medium con proiettili esplosivi rispetto ai multicannon normali fanno tanto più male. Cioè, mi sembra di avere quasi delle armi di livello superiore, quindi lì, secondo me, cioè, proprio è una delle cose su cui ci si può divertire parecchio. E ovviamente attenzione, perché richiederà tanto tempo. Dovrai andare a recuperare i materiali, dovrai andare a recuperare, quindi fare mining planetario, come vedrai se vai a vedere sui video precedenti, quindi c'è un video dedicato completamente al mining e al mining planetario con lo scarab e tutto il resto. Dovrete recuperare appunto tutte queste cose qua che vedete qui in lista in questo momento, e tante volte saranno anche un po' ostiche da trovare. In alcuni casi dovrete trovare per esempio dei sistemi marcati come Anarchy, quindi senza niente, e, e via. E sì, dicevo, dovete attraccare sui sistemi marcati come Anarchy e lì cercare convogli e farli esplodere, che come dicevo anche in precedenza su un video precedente, è assolutamente fuori il mio personaggio attualmente giocato in gioco. Io non sono un pirata. Se avessi voluto fare il pirata allora avrei fatto il pirata, andavo in giro, spaccavo tutti, ma il mio personaggio in gioco non è un pirata assolutamente, anzi è un bounty hunter quando può, e quindi questa cosa, diciamo, è un'altra delle illogicità del gioco. Cioè io ho un personaggio che è un bounty hunter, però devo andare a fare il pirata perché comunque mi servono dei materiali che non posso ottenere in nessun altro modo se non andando e distruggendo convogli o cose similari. Quindi anche lì torniamo sempre sul discorso di prima. E sì, in internet ci sono un sacco di risorse e di siti con anche tanto di blueprint e tutto quello che vi serve. Inara.cz ne è un esempio, l'ho usato parecchio, quindi sì, è abbastanza affidabile, e via. Giusto per dire, visto che mi chiedevi dell'FSD, mi veniva richiesta questa cosa, ce l'abbiamo fatta, ok. Mi è sparita la blueprint. Vabbè, allora non vi farò vedere la blueprint dell'FSD, ma quello per un grado 4 di Weapon Overcharge sui multicannon, zinco, ceramiche conduttive e polymer capacitators. Come vedete questi sono tutti manufactured e dovrete andare a distruggere navi per poterli ottenere. Insomma, così intanto un attimo per precisare. Allora andiamo a esplorare quest'altro sasso. Il primo l'abbiamo esplorato, stiamo completando la parte esplorativa di tutti i sassi qua intorno, quindi andiamo a vedere cosa succede. Ok, stiamo perdendo parecchi fotogrammi e spero che lo stream stia reggendo, perché purtroppo sto notando qualche problema nelle trasmissioni, come ribadisco ora, riuscire a avere almeno 2 megabit di upload
Sì, 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 ci avevo pensato, mi viene domandato se pensavo di fare un'esplorazione di Sol, quindi poi a partire da Mercurio finendo su Plutone, Urano e via discorrendo, quindi sì, ci avevo pensato sinceramente, però ho già visto parecchi video a riguardo e ho preferito darmi all'esplorazione più violenta. Il permit per Sol l'ho già fatto, oh, dove stava? Status, vediamolo qua, finanza permits, eccolo qua, come vedete Sol ce l'abbiamo, abbiamo un po' di permit vari, insomma, in base alla nostra carriera che abbiamo fatto fino piano, ok. E sì, potrebbe essere anche quella un'idea, magari appena rientro potrei fare un video sul sistema solare in Elite Dangerous. Bella idea, grazie professor. Sì, dai, prima magari di partire per Deep Space Exploration o altri giochi potrebbe essere un video interessante, potremmo dedicarci un'oretta a fare appunto l'esplorazione del sistema solare da Elite. Sì. Ok, bene, nel frattempo continuiamo la nostra esplorazione di questo sistema, di Parenago. Di qua, 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 di qua. Eccoci qua. Andiamo a esplorare, abbiamo quasi finito. Tra un po' andremo a vedere che sistema ci farà da sistema del parcheggio, perché ovviamente ogni puntata va a concludersi nel momento in cui parcheggio su un pianeta e sinceramente vado a prendermi un pianeta con tanto zinco sto giro, invece che l'arsenico. Ah, ok. Non sapevo, ho visto video internazionali per cui... Ah, ok. No, grazie del suggerimento, sì. E appena rientriamo, un altro 3-4 puntate, poi saremo di rientro nei sistemi popolati. Sì, facciamo un bel saltino a Sol e facciamo un video sul sistema solare completamente in italiano, sì, perché dopo ovviamente video in inglese e lingue similari ce ne sono tanti e sicuramente qualcuno l'avrà già fatto. Se magari mi farò una ricerchina comunque. Se mi dici che non ne hai trovati, può essere insomma una bella aggiunta nella lista dei video dedicati su Elite. Perfetto, intanto procediamo, ultimi due sistemi da esplorare, quindi ancora due sassi, questo lo facciamo veloce veloce, eccoci qua e andiamo avanti. Comunque sia andremo a finire qua da qualche parte, perfetto. Sì, poi insomma, tornando al discorso esplorativo, è un periodo questo che mi sto dedicando alla visione di Battlestar Galactica. Finalmente sono riuscito a trovare la serie completa e me la sto guardando una puntata dietro di quell'altra. E, insomma, un po' di nostalgia c'è perché tante cose che magari vediamo anche nei film, ovviamente serie TV, film e cose del genere, ci piacerebbe ritrovarle nei giochi che giochiamo, insomma, giusto perché magari sapete, sono quelle cose un attimo che ci piacciono, quindi speriamo che gli sviluppatori comunque magari anche con i prossimi update inseriscano un attimo queste piccole chicche che insomma fanno sempre piacere, insomma, poi al giocatore piace giocare e fare cose anche mentre si sta spostando da una zona all'altra, cosa che qui non succede, quindi speriamo che si vadano a sistemare un po' sta roba. Un attimo che mi viene il mal di mare a rotarmi così. Bueno, ultimo pianetucolo scansionato, adesso andiamo a vedere cosa che avevamo trovato. Ovviamente anche qui altra cosa, sarebbe stato bello non dover fare questa operazione, quindi uscire dall'AD per finire di là, ma sarebbe stato bello premere qua, avere un tasto che tac, dati qua senza dover uscire dal cockpit per aprire la system map per accedere poi ai dati, e anche qui è un sacco di tempo perso. Ok, allora adesso vediamo se qui c'è qualcosa di interessante. Stiamo cercando mondi con zinco. 5.5, dai, 1 l'abbiamo già trovato. 5.1, 5.2. Qui non ce n'è. Qui
qui abbiamo arsenio ed antimoni, ok, quindi può essere che ci farò un saltino dopo con calma. Selenio qui, 2.7 di arsenico, non è male, non è male. Quando trovate pianeti che hanno materiali rari con certe percentuali, nel caso segnateveli da qualche parte perché ne vale la pena. Anche se sono distantini, tante volte conviene fare un bel viaggio distante piuttosto che non andare in cerca a caso in giro per l'universo. Ok, allora intanto l'abbiamo trovato, abbiamo anche vanadio, zinco, zirconio, è bello questo. Ok, allora tracciamo questa luna e andiamo ad atterrare su questa luna. Perfetto, nel frattempo che facciamo le manovre di atterraggio su questo sasso senza atmosfera, ecco qua, 13 light second, possiamo andare via anche in piano con la manetta in blu. Sì, no, non c'è ancora la possibilità di atterrare su pianeti con atmosfera, su Elite per il momento si può atterrare solo su pianeti senza atmosfera. Guarda, faccio vedere anche brevemente un attimo com'è, allora freniamo un attimo, System Map, qui ce n'è uno, il pianeta questo qua azzurro che vedete qui in fianco, eccolo qui. Questo è un pianeta con atmosfera, andiamo a prendere i dati, è un gigante gassoso, non ci si può avvicinare, non ci si può atterrare. Se cercate di fare questa operazione la nave eseguirà un drop d'emergenza danneggiandosi leggermente, ma senza consentirvi di arrivare fino sulla superficie del pianeta. Gli unici pianeti dove potete atterrare sono questi qui, con il cerchio blu intorno, e sono tutti pianeti senza atmosfere, lune, sassi, rocce e similari, e allora qui sì potete atterrare. Ulteriormente, dei sistemi popolati, ci saranno 3 barrettine verticali che vi indicheranno la presenza di basi planetarie. Quindi questo per riepilogare un attimo dove si può atterrare con Elite. Per il momento si può fare solo qui. Non penso che questa cosa verrà cambiata a breve. Penso però che nel lungo termine ci sarà la possibilità anche di atterrare sui pianeti con atmosfere, insomma, quindi credo che questa cosa la aggiungeranno. Su Star Citizen si può fare, su Dual Universe si può fare, su Evocron, Mercenary, Legacy che sia si può fare, sui vecchi freelancer non si poteva fare, quindi ci sono giochi dove sì e giochi dove no. In questo caso Elite è un po' una via di mezzo, si può fare ma solo sui pianeti senza atmosfera, quelli segnati col cerchio in blu intorno, giusto per capirci. E bla bla bla. Nel frattempo che chiacchieriamo, che parliamo, che se parla e via discorrendo, andiamo ad avvicinarci a questo pianeta. Ecco qua, ho già sbagliato la manovra di avvicinamento, sono arrivato troppo veloce, quindi butto il muso in basso, mi allontano un attimo dal pozzo gravitazionale, riprendo la velocità che dovrei prendere, quindi do una bella frenata e comincio ad avvicinarmi al sassone qua. Ovviamente quando vi avvicinate potete anche dare un bel colpetto di freno, selezionare direttamente da qui, andare su Surface Map, tanto l'abbiamo già mappata la superficie di questo pianeta, sembra anche abbastanza interessante, e cominciare a guardare se trovate delle zone interessanti. Qui vediamo crateri, questo ovviamente vi evita di doverci girare intorno. Allora qui vediamo crateri, qui ci sono dei rilievi, montagne, crateri, montagne. Dio solo sa cosa c'è là dentro. Ecco, questa è una cosa bella, purtroppo crateri piccoli, va bene, dai, allora selezioneremo un bel cratere piccolo e ci avvicineremo lì. E una cosa, ovviamente, tra le varie mancanze del gioco, non c'è la possibilità della Surface Map di dire ok, mettimi il waypoint qui che devo arrivare là. No, è tutto a navigazione a vista praticamente, non c'è nessuno strumento che vi consentirà di fare questa cosa. Giusto per dire, ok, allora, visto che dobbiamo scegliere un cratere piccolino, andiamo su quello, eccolo qua, allora quello sopra la P adesso che vedete qua, quindi andiamo a prendere un angolo di discesa migliore. Dicevamo questo cratere qua, attenzione, eccoci qua, attenzione che ho un angolo che non mi consente di arrivare su quello che volevo, che è questo qui che sto centrando adesso. Ripiegheremo su un cratere un po' più piccolo
diciamo, beh, questo qua, eccolo qua, lo sto centrando adesso qui, eccolo qui, perfetto, velocità di discesa è buona, la distanza è alta, adesso eseguiremo il drop, eccolo qui, siamo un po' distanti, è una discesa molto conservativa per evitare problemi. Se in fase di discesa vedete che siete troppo distanti, potete sempre cabrare tenendo l'astronave fuori dalla barra blu, qui riprenderete, abortirete il glide, potrete a questo punto riprendere la navigazione orbitale e procedere oltre. Io adesso qui ho dato proprio una bella frenatona, rimiriamo questo cratere giusto così per farvi vedere un attimo manovre di avvicinamento, altrimenti andate a completare il glide, e tradotto vuol dire la fase di planaggio. Ecco qua, vedete come ho dovuto disabilitare l'anti-alias, maledizione, che purtroppo il mio PC regge quello che regge. Comunque dicevo, la fase di planaggio verso la superficie vi consentirà di completare appunto gli ultimi 20-30 km in pochissimo tempo. Se la abortite ve li dovete fare praticamente a mano, se no dovete recuperare ed estrarre la nave uscendo con l'FSD mirando l'escape vector, quindi il vettore di uscita, e dopo potete riprendere eventuali manovre di avvicinamento. Qua c'è un cratere con altri 3 crateri, che dite? Andiamo verso quel cratere con altri crateri dentro? Un cratere matriosca? Ma intanto mi avvicino, dopo fatemi sapere, andiamo a mirare quello lì, dai. Ecco, il bello di questa tipologia di discesa è che appunto ci consente di scendere lentamente sul pianeta e insomma guardarci anche un po' intorno. Come vedete lì sopra ci sono le montagne che vedevamo prima. Ok, perfetto, allora grazie della conferma. Andiamo a mirare il cratere Matryoshka. Guardiamoci un po' giù, giusto per capirci. Diamo un colpettino di freno. Tanto siamo a 3 km dalla superficie. Sembra distante, ma non... No! Ops. Devo aver... Scusate, ho premuto una serie di tasti sbagliati. Ho attivato il silent running. No. Eccolo qua. Scusate, è una cosa che uso poco spesso, il silent running, e l'ho abilitata per sbaglio. Ecco qua. Bisogna sempre fare attenzione con i comandi. Adesso ricarichiamo un attimo gli scudi prima di avvicinarci al pianeta. Ok, adesso quelli qua stanno andando su, diamo un po' di potenza ai sistemi di bordo che mi ricaricano più velocemente gli scudi. Continuiamo la manovra, la fase di atterraggio. Chiedo scusa per la qualità delle texture, purtroppo ogni tanto quando ho tante cose aperte il sistema mi abbassa la qualità delle texture. Il giorno che andremo ad aggiornare anche il PC sistemeremo anche questo problema. Sto puntando tra una 1060 e una 1070 come scheda video, quindi come prossimo update su per l'anno vedremo cosa riusciremo a fare. Nel frattempo, tra manovre sbagliate, puttanate varie fatte e cose del genere, siamo arrivati praticamente sulla superficie del pianeta. Come vedete, questo... Adesso facciamo un attimo una panoramica. Ok, questo era il cratere che vedevamo in fase di avvicinamento. Questo qui in fondo, adesso lo miro al centro, è il primo dei 3 crateri dentro il mega cratere. Noi abbiamo selezionato questo come punto di atterraggio. Avviciniamoci pian pianino, anzi vedo di fermare un attimo i motori qui sopra. Ok, perché quello che io volevo fare prima e che ho sbagliato era questo. Purtroppo la combinazione di tasti è un po' problematica. Questa è la telecamera esterna del gioco che ci consente di vedere l'astronave da fuori. Attualmente è l'unica telecamera che abbiamo esterna alla nostra astronave, insomma, quindi questa
questa è, la pilotiamo e la muoviamo con gli stessi comandi con cui muoviamo l'astronave. Una volta che usciamo dall'abitacolo non potremo più comandare l'astronave, quindi ovviamente fateci attenzione se lo volete fare. Ecco qui. E qui siamo sulla superficie del pianeta con la nave in volo stazionario. Come vedete i motori ci stanno tenendo belli fermi. Adesso completiamo questa parte. Ok, insomma, basta fare i fighi. Su PS4 probabilmente saranno migliori di quelle che vedi qua. Purtroppo sto usando un sistema di quasi 7 anni fa, è già anche molto bravo questo PC a reggere la botta di questo gioco qua. Sì, dopo ovviamente sai che verranno fatte delle ottimizzazioni particolari poi per le schede video, per la potenza delle console. Comunque se gira su Xbox One non ti preoccupare che su PS4 sicuramente girerà anche meglio. Adesso facciamo la nostra bella procedura di atterraggio. Ok, bisogna fare un attimo di attenzione quando atterrate, perché ovviamente ci saranno sistemi in cui la gravità sarà più forte, altri in cui sarà più debole, e anche qui è un dato che il gioco non ci fornisce. Ok, ho sbagliato tasto, devo fare così. Estraiamo il carrello dell'astronave, andiamo a cercare un punto di atterraggio. Ok, infatti anche qui sarebbe bello poter avere qualche dato in più su questo sistema. Eccoci qua. Allora, ecco qua, direi che questa visuale ci piace. Vediamo il gigante gassoso sullo sfondo. Abbiamo trovato un parcheggio. Speriamo che non arrivino gli ausiliari del traffico, ma tanto anche se arrivano non c'è problema, abbiamo le armi, possiamo sparargli. Ovviamente siamo in gioco no, non sembra molto dell'idea di farci parcheggiare qua. Ogni tanto bisogna rimanovrare per trovare un punto di appoggio favorevole, nonostante che il gioco vi segnali sì, qui potete parcheggiare, a volte non è proprio così. Eccoci qua. Oh, perfetto, perfetto. Scusate un attimo, ho dovuto concentrarmi un attimo sull'atterraggio. Perché? Perché se fosse stato un pianeta ad alta gravità mi sarei schiantocchiato, quindi attenzione con i motori. Detto ciò, andiamo a vedere un attimo una cosa veloce veloce. Esatto, l'aquila è atterrata. Allora, siamo atterrati qui, come vedete, in un sistema incasinatissimo. Ci sono davvero tanti sistemi da vedere qua intorno. Finora, tra l'altro, giusto per dirvi, sappiate che non ne ho trovato neanche uno che non sia già stato visitato da qualcuno. Quindi qui Running Man Nebula e sistema di Orionis, eccetera eccetera, in tutto questo disastro di stelle, prese a campione un po' di stelle, le ho già sempre trovate visitate da qualcuno, quindi pensate quanta gente va in esplorazione. Adesso sullo sfondo vediamo il nostro obiettivo, la nebulosa di Barnard. E la nebulosa di Barnard che raggiungeremo nella prossima puntata. Farò il jump la prossima puntata perché adesso la nave è parcheggiata e siamo fermi qui sulla superficie planetaria. Mi dedicherò un po' all'esplorazione perché devo trovare un po' di materiali. Vi evito questa parte qua perché è estremamente noiosa e comunque c'è nel video precedente, lo vedete anche in parecchie altre volte, quindi è sempre la solita menata, giusto per essere abbastanza informali. E detto ciò, la missione di esplorazione della nebulosa dell'uomo che corre, quindi Running Man Nebula, per quello che ci riguarda è stata completata. Tanti sistemi da esplorare, potrei essere rimasto qua un mese, ma sinceramente l'obiettivo della missione è Barnard Loop, quindi alla prossima puntata. Con il jump diretto verso Barnard Loop alla destinazione della nostra missione e dopo da lì l'esplorazione di un po' di sistemi di quella nebulosa. Faremo un po' di foto, faremo un po' di esplorazione planetaria, insomma solite cose, per poi andare a ritornare indietro. Quindi detto ciò chiudiamo la diretta, ragazzi. Grazie a tutti e grazie al Professor Gaming per averci seguito, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito prima e a random durante questa diretta e che ci seguiranno poi sul podcast. Spero che lo streaming non sia
insomma sia venuto bene. Insomma, dai dati che vedo attualmente deve esserci stato qualche problemino di audio e video ogni tanto, ma come dicevo prima, vabbè, speriamo in una connessione migliore per il futuro. Detto ciò, saluto tutti, grazie per l'attenzione, e comandante Virus 101 Transmission Out, e alla prossima.